Bosco dello Sport, avanzamento serrato dei lavori nella notte, il varo del nuovo viadotto di collegamento nella zona del raccordo autostradale che conduce all'aeroporto Marco Polo, più di 20 uomini al lavoro. Continuano i lavori del Bosco dello Sport e non si placano le polemiche sul suo finanziamento pubblico. Il PD torna all'attacco, con quei soldi si potevano risolvere molti problemi di Venezia e Mestre. Truffe agli anziani aveva colpito anche nel veneziano la banda di trasfertisti campani sgominata dalla polizia di Padova. Al vertice un affiliato alla camorra. 60 giorni di stop amministrativo e 10.000 euro di multa, ancora sanzioni per Mediterranea Saving Humans. La nave veneziana che soccorre i migranti è ferma. A Verona prima uscita da presidente del Veneto di Alberto Stefani, che parla della futura giunta, rilancia la holding autostradale del nord-est e sembra bocciare la proposta di leva volontaria del ministro Crosetto. Bilancio del primo anno di mandato del nuovo consiglio di procuratoria. Il primo procuratore Bruno Barella fa il punto e annuncia: presto toglieremo l'impalcatura dalla facciata della Basilica di San Marco. Successo della Venezia per 3-0 sul Mantova prima della partita, commemorazione per Valeria Solesin, uccisa 10 anni fa al Bataclan. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, il Bosco dello Sport in apertura questa sera della nostra edizione veneziana, perché i lavori avanzano nella notte tappa fondamentale, ma ci racconta tutto Edi Caliman con le immagini di Alberto Pivetta. Vai giù di corda Mattia, vai giù di corda. Si sono concluse nella notte le operazioni di varo del blocco centrale del nuovo viadotto di collegamento al Bosco dello Sport. Abbiamo varato l'opera più importante, il ponte che collega il raccordo Marco Polo, l'autostrada del raccordo Marco Polo, con tutta la viabilità che porterà allo stadio, all'arena, creando così la fluidità nel traffico e l'accesso migliore a questa nuova importante infrastruttura. L'intervento nella zona del raccordo autostradale che conduce all'aeroporto Marco Polo è stato articolato in 3 fasi: sollevamento del concio, trasferimento tra 2 gru impegnati nella manovra e il posizionamento definitivo sui pilastri. Ha il peso di 240 tonnellate e viene varato con l'utilizzo di 3 gru sincronizzate di grande portata. Presa e sollevamento con 2 gru posizionate lato ovest che traslano il manufatto fino al centro dell'autostrada, che corrisponde con il punto di presa della terza gru posizionata nella dorsale est. L'opera rientra nell'appalto dedicato al completamento della nuova viabilità Tessera Aeroporto, che avviata nel maggio 2024 ha già raggiunto un avanzamento di circa il 70%. La produzione in stabilimento ha richiesto circa 8 mesi, mentre alle operazioni di varo hanno lavorato una ventina di operai specializzati, supportati da 3 autogru di grande portata. A seguire le operazioni erano presenti il vice sindaco Andrea Tomaello, i presidenti della quinta e 10ª commissione Alessio De Rossi e Matteo Senno, oltre al presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato. La settimana prossima procederemo a installare il terzo elemento, che pesa 310 tonnellate, e quindi il manufatto nella sua configurazione finale sarà ultimato. Avanzano i lavori, ma avanzano anche le polemiche. È una grande speculazione fatta interamente con finanziamenti pubblici. Ci sono diversi modi con cui guardare al cosiddetto Bosco dello Sport, o se preferite a quel cantiere che cresce nell'area verde che divide Dese da Tessera. Perché, per esempio nell'opposizione, c'è anche chi non vede la questione semplicemente nel costruire o non costruire un palazzetto e uno stadio. Questo è un modo per dirlo. Un altro modo è dire che si stanno costruendo con soldi pubblici 2 strutture che saranno utilizzate da 2 società private. Un'operazione che secondo il capogruppo PD Giuseppe Sacà si vede davvero raramente. Un fatto più unico che raro, è un fatto da stigmatizzare, perché le priorità della città sono altre. Gli stadi si potevano realizzare ma con la partnership del privato, non solo con i finanziamenti pubblici. Poi l'arena, che è il vero, fiore all'occhiello di questa operazione, che genererà sicuramente dei profitti, ovviamente sarà gestita, lo sappiamo tutti, già dalla Reyer, tra le altre cose, quindi la società del sindaco Luigi Brugnaro, tra le altre cose con una concessione totalmente squilibrata a favore del
privato. Al momento il costo dell'operazione ha già superato i 300 milioni di euro inizialmente previsti e si tratta di soldi pubblici con cui, secondo l'esponente Dem, si sarebbe potuta rimettere a posto la città, in laguna come in terraferma. Ci sono 200 milioni dei fondi del comune che, ribadisco, potevano essere utilizzati per molte altre cose, più 100 milioni di fondi statali che dovevano essere pensati per opere di rigenerazione delle periferie. Agli oltre 300 milioni che si spenderanno bisogna aggiungere, secondo Sacca, anche il danno subito da Venezia per il mancato arrivo di altri 100 milioni, quando la Commissione europea decise che uno stadio e un palazzetto dello sport non potevano rientrare tra le opere finanziate con il PNRR. 100 milioni di euro che potevano essere ovviamente impiegati in cose ben più utili per la nostra città. Il Comune di Venezia ha sempre, ormai da anni, circa 1000 appartamenti sfitti. Ci sono interi edifici in terraferma anche nel centro di Mestre che sono abbandonati, dei veri e propri buchi neri. La cronaca, parliamo di truffe agli anziani, aveva colpito anche nel veneziano la banda di trasfertisti campani sgominata dalla polizia di Padova, c'è pure l'ombra della camorra. Venivano raccolti tra giovani napoletani lusingati o costretti a trasformarsi in truffatori, tutti giovani, meglio se incensurati. Finivano poi nelle maglie di una ben oliata organizzazione di stampo malavitoso specializzata nelle truffe agli anziani nel ricco nord Italia, dove le famiglie sono meno numerose, con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato. A tirare le fila della banda un 32enne napoletano già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, appartenente al clan camorristico che opera nel rione Forcella, con a fianco una 22enne e altre 9 persone. In totale sono 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con quella di Napoli in un'operazione denominata Blackbird. In carcere sono finiti il capo e la 22enne, gli altri sono stati colpiti da obblighi di dimora. Insieme dovranno rispondere di 16 capi di imputazione, tra i quali l'associazione a delinquere, una banda organizzata. E c'era una ripartizione di ruoli ben decisa, c'era un promotore che praticamente pianificava l'attività delittuosa e attraverso una serie di elementi riusciva a individuare le persone da aggredire e quindi comunicava alle persone che andavano in trasferta, i cosiddetti trasfertisti, i posti dove recarsi per commettere queste truffe o queste estorsioni. Chiaramente queste persone erano abituate, molto abituate a prendere in giro le persone, riuscivano a fare dei discorsi molto lunghi, riuscivano a intrattenere l'anziano molte volte quando è solo ha anche bisogno di compagnia, quindi facilmente cedeva alle lusinghe di questi soggetti qua. Un modus operandi consolidato con i trasfertisti che arrivavano nelle città nel mirino in treno e ripartivano poi compiendo 1 o 2 cambi per raggiungere le vittime anziani, persone fragili e sole contattate già nei giorni precedenti. Si usavano taxi o auto a noleggio. Una volta nelle case i finti avvocati o finti carabinieri raccimolavano quanto più oro e denaro contante possibile con una selezione dei truffati a seconda della disponibilità. Una nuova frontiera degli affari malavitosi. E si può ritenere praticamente un business che comporta anche meno rischi perché non vengono usate armi, quindi praticamente anche le pene previste sono sicuramente inferiori rispetto a una situazione in cui si fanno le rapine con le armi. Recuperare gioielli consente anche di poter riciclarli in maniera molto facile perché i gioielli possono essere fusi, quindi trasformati in ingotti e quindi avviare sul mercato clandestino dell'oro. 15 le truffe ricostruite dalla polizia di Padova, coordinata dal sostituto procuratore Claudia Brunino. 2 commesse a Padova, 2 a Venezia, 1 a Verona tra il gennaio e il maggio 2024. A giugno 2024 le richieste di custodia cautelare concesse dal GIP del Tribunale di Padova il mese scorso. Nuovo stop per la nave veneziana che salva i migranti. Non si sono ancora spenti i riflettori dell'ultimo soccorso in mare della nave mediterranea veneziana e veneta impegnata nelle acque del Mediterraneo centrale. Alla nave, per effetto del decreto Piantedosi, è stata comminata una nuova sanzione, 60 giorni di stop amministrativo e 10.000 euro di multa. Immediato il ricorso il cofondatore veneziano di Mediterranea Semi-Humas, Beppe Caccia, insieme a Luca Casarini, attacca. Ancora una volta il governo vorrebbe colpire le persone che affrontano già in drammatiche condizioni la traversata del Mediterraneo e vendicarsi nei confronti di chi come noi le soccorre e le sbarca al sicuro in Europa.
È qualcosa di non accettabile, è davvero, come dice qualcuno, il mondo al contrario. Caccia cita anche il Presidente della Repubblica. Accanimento, violazione sistematica dei diritti di persone che sono già molto sofferenti e che avrebbero bisogno soltanto di protezione e accoglienza, come del resto chiede il Presidente della Repubblica Mattarella. Infine ricorda gli ultimi risultati raggiunti. Abbiamo sbarcato queste 92 persone nel porto siciliano di Porto Empedocle. Questo è avvenuto sulla base di 2 disposizioni della magistratura. Questo nonostante il Ministero degli Interni continuasse a insistere sul fatto che la nostra nave doveva affrontare una più lunga traversata fino al porto di Livorno. Nuova protesta dei musicisti e dipendenti della Fenice in occasione della prima della stagione sinfonica, così come era accaduto con la prima della stagione lirica. Al termine del concerto la protesta è partita dal pubblico con una nuova pioggia di volantini e le torce dei cellulari accesi. La protesta non è più solo sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale, ma anche sulla sospensione dei benefit ai 300 dipendenti del teatro, che viene vista dai lavoratori come un atto di ritorsione agli scioperi. Oggi a Verona la prima uscita ufficiale istituzionale del nuovo presidente della Regione del Veneto, Stefani. Dobbiamo costruire una giunta di qualità per dare risposte ai cittadini del Veneto e soprattutto a guardare al Veneto dei prossimi 20 anni. Adesso stiamo lavorando, non posso darvi indicazioni sulla giunta, ovviamente ci stiamo mettendo già all'opera perché è necessario partire il prima possibile. Io non ho ancora la proclamazione ovviamente perché arriva nei prossimi giorni, quindi nel momento in cui sarò ufficialmente presidente della regione poi potremmo intervenire in maniera compiuta. Parla inevitabilmente della giunta che verrà Alberto Stefani nella sua prima uscita istituzionale da presidente del Veneto alla Fiera Giobbe Orienta di Verona. Il neogovernatore resta abbottonato su nomi e partiti. Pacta sunt servanda ha ribadito più volte negli ultimi giorni relativamente agli accordi preelettorali con gli alleati, ma allo stesso tempo vengono enunciati i 3 criteri con cui sarà composto il nuovo esecutivo. Cercheremo di fare del nostro meglio, è chiaro che la territorialità è importante, come è importante anche la rappresentanza di genere per quanto mi riguarda, e come è importante anche la qualità che viene sempre prima di tutto. Forma e contenuti a Verona. Stefani torna sulla questione infrastrutturale rilanciando la grande holding autostradale del nord-est, tema che nella provincia scaligera ha un suo peso specifico, ma non si sottrae nemmeno alle questioni nazionali. Su tutte il ritorno alla leva militare, seppure volontaria, preannunciata dal ministro Crosetto, proposta accolta in modo quantomeno gelido. Credo sia più opportuno per i cittadini e per i ragazzi del Veneto lanciare delle iniziative in collaborazione con le associazioni locali. Tra queste abbiamo lanciato Servizio Veneto, che non è un servizio militare ma è un servizio ovviamente messo a disposizione dei ragazzi con le associazioni locali, con la protezione civile. E per i bulli campus obbligatori, fa intendere il nuovo presidente, che attende ufficialmente il testimone dal predecessore Luca Zaia, che pare destinato ad altri lidi, magari come sindaco di Venezia. È una persona che oltre a dimostrare capacità amministrative ha una grande popolarità e per fare il sindaco questo conta. E penso che sia sicuramente una delle possibilità, poi penso ne abbia anche molte altre. Io ovviamente sarò felice se deciderà di rimanere in regione perché insomma lo posso anche dire, gliel'ho chiesto anche un po' di rimanere, no? E ritorniamo a Venezia per il bilancio del primo anno di mandato del nuovo Consiglio di Procuratoria. Ci sono anche degli importanti annunci. La visita in Basilica a San Marco a Venezia del ministro dei beni culturali Alessandro Giuli ha segnato con il voto la conclusione del primo anno di mandato per il nuovo Consiglio della Procuratoria di San Marco, guidato dal primo procuratore di San Marco, Bruno Barrer,
tanti gli interventi conclusi a tutela del patrimonio culturale e artistico della Basilica, altrettanto numerosi sono i progetti in corso. Il ministro Giuli si è complimentato con tutti per quanto fatto, ringraziando il Consiglio della Procuratoria, e ha elogiato il lavoro delle maestranze del proto della Basilica, architetto professore Mario Piana. Barer, dal canto suo, indica la prossima rotta. Abbiamo ricevuto la visita del Ministro della Cultura, gli abbiamo fatto vedere le parti più danneggiate dall'acqua granda del 2019, ha ammirato moltissimo i lavori, ha apprezzato l'apporto dei nostri tecnici, del proto, di tutti i nostri restauratori. 300.000 euro risparmiati e lavori finiti in anticipo. Vi invitiamo ad andare a vedere i pavimenti, le pareti della Nartece e dell'altare. Sono 2 luoghi tornati all'antico splendore, ma non è tutto qui. Abbiamo molte sorprese in arrivo. Oltre al battistero già restaurato, stiamo lavorando al Tesoro di San Marco. Bandito anche un nuovo concorso di idee. C'è stato un concorso di idee di 8 studi italiani di architettura di giovani per studiare il migliore arredo possibile dell'Ateneo San Basso. Fra poco vi faremo vedere le nuove idee. I temi della salute all'M9 di Mestre, si è parlato di Parkinson. Oggi essere affetti da Parkinson significa soffrire. Sofferenza, però anche volontà di resilienza. All'M9, nella giornata nazionale per la lotta al Parkinson, un convegno multidisciplinare per parlarne dal punto di vista clinico e degli effetti fisici e sociali che comporta vivere quando si è affetti dalla malattia. La malattia è complessa, è una malattia che prende un arco della vita delle persone che va dai 10 ai 20 anni, quindi possono stare bene per alcuni anni, possono avere tante complicazioni, però sì, gli approcci devono essere multisistemici, multifattoriali, perché le complicazioni sono tante e ci sono anche parecchi bisogni, anche delle famiglie, anche dei caregiver. La medicina ci lascia delle prospettive, ci dà delle prospettive. Alcune le vediamo ancora lontane, altre molto più vicine, e questo rincuora un po' le persone. Si sta lavorando sui cerotti dell'apomorfina, si sta lavorando ancora a livello sperimentale sulle cellule staminali, ci sono dei nuovi farmaci che stanno per essere introdotti anche per via aerea. Cure innovative, approcci personalizzati alla riabilitazione, una tavola rotonda con esperti, dai medici ai volontari ai caregiver, per condividere storie e necessità. Emerso che che è molto importante, oltre alla terapia medica, la fisioterapia e soprattutto anche la fisioterapia in gruppo, e che ci sono strutture anche a livello convenzionato e privato che possono sostenere la persona malata di Parkinson, perché i cicli terapeutici previsti dal sistema sanitario nazionale sono molto esigui, per non dire 2 cicli all'anno, quando la terapia dovrebbe essere continuativa. Salute e solidarietà così a Natale. Facciamo gli auguri a tutte le persone che ci stanno ascoltando, in particolare rivolgiamo i nostri auguri ai malati di sclerosi multipla. Con il Natale alle porte tornano nelle piazze e nei centri commerciali i panettoni e i pandori solidali dell'AISM, portando con sé non solo il profumo delle feste, ma anche quello della speranza. Noi li chiamiamo in un unico nome pandottoni, così per differenziarci un po' dagli altri. Accanto ai dolci ci sono loro, le stelline, non semplici decorazioni, ma simboli luminosi della forza che anima centinaia di volontari, tra cui lui, Lucio. Abbiamo già avuto modo di conoscerlo con le mele in piazza. Io sono più che volontario, sono un involontario, sento anch'io un malato di sclerosi multipla ormai da 16 anni, la diagnosi mi è stata fatta da un bel po' di anni. E ogni anno contribuisco anch'io con il mio servizio di volontariato alle raccolte fondi e tutto quello che porta avanti la sezione, e
anche in nazionale, perché bene o male noi siamo in tutta Italia. Il ricavato, oltre a finanziare la ricerca, a Venezia servirà per acquistare un nuovo furgoncino, un mezzo concreto che permetterà all'AISM di arrivare ancora più vicino alle persone che ne hanno bisogno. Gestiamo una casa vacanze in montagna per il periodo estivo, vorremmo aprirla anche un po' per il periodo invernale, però per il momento la stiamo programmando per riuscire a portare le persone anche nella neve. Con i dolci della tradizione quest'anno ci sono anche i pasticcini preparati nella pasticceria del carcere di Padova. Facciamo gli auguri a tutti e vi aspettiamo nelle piazze con i nostri panettoni e i pandori. Lo sport, il calcio, vittoria dopo una gara dominata per il Venezia che ha battuto il Mantova per 3-0 a segno e non nel primo tempo, doppietta di Adorante nella ripresa, e prima della partita allo Stadio Penso si è tenuta una commemorazione in ricordo di Valeria Solesina, ricercatrice veneziana uccisa 10 anni fa nella strage del Bataclan. Ricordare Valeria è un dovere, ha detto il vice sindaco di Venezia Tomaello. È tutto per questa edizione veneziana, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.